Le immagini che avete appena visto vi hanno mostrato solo una minima parte della drammaticità della Seconda Guerra Mondiale. Ci troviamo a Cagliari e faremo un salto nel 1943. Ecco, ci troviamo sotto un tetto di roccia. Io recupero il mio faretto ed obbligo che sia io che il nostro regista Alessandro. Possiamo indossare un elmetto protettivo, un caschetto, in modo tale da parare, o meglio riparare la nostra testa dall'eventuale caduta di pietre, perché stiamo per varcare le soglie di un mondo sconosciuto ai più, la centrale sotterranea DICAT, acronimo di Difesa Italiana Contraerea Territoriale. Due grandi isolatori di porcellana, tenetevi forte, dovevano condurre l'energia elettrica in questo posto, e troviamo dei pantaloni militari, parrebbero dei pantaloni dell'esercito, vedete, sono nuovi, o meglio intonsi, inutilizzati, ma buttati qui da qualcuno. E però troviamo una doppia porta. La prima, in questo caso, vedete, era una porta che fungeva da vero e proprio dispositivo antigas, infatti c'è un doppio vetro, per fortuna non è stato rotto. Questo doppio vetro presentava al suo interno una camera d'aria creata con la presenza di apposite guarnizioni. E qui qualcuno ha fatto saltare per aria questa porta, vedete? La troviamo sul terreno, rotta, distrutta anche dall'incuria del tempo e dell'uomo. Attenzione Alessandro ai cavi, perché qui rischiamo veramente di farci male. E se tu vai ad inquadrare, vedi questo angolo, guarda, qui troviamo dei cavi elettrici e un cavo telefonico. Questo cavo telefonico è molto particolare perché troviamo un ambiente che certo è pieno di masserizie, di oggetti, ma è un ambiente a dir poco incredibile. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando dai cieli della Sardegna cade una mortale pioggia di bombe e di spezzoni, i cittadini cagliaritani, poco prima dei bombardamenti, si sentivano al sicuro, poiché vennero approntate lungo le spiagge, ad esempio nella spiaggia del Poetto, diverse torrette contraeree, veri e propri bunker che avrebbero dovuto difendere la città dai bombardamenti e quindi far fuoco sugli aerei nemici. Ma nel sottosuolo, in ambienti sotterranei, ed esattamente in questo sito, che vi era una delegazione della DICAT, Difesa Italiana Contraerea Territoriale, composta da militari che stavano all'interno di apposite postazioni, di stanzette, e che dovevano creare dei veri e propri dispacci, quindi ricevevano le informazioni dalle persone, dei loro colleghi, sempre militari, posizionati sulle torrette contraeree, e da questo punto dovevano smistare i messaggi, ma in quel periodo qualcosa andò storto e per l'appunto la città venne ridotta ad una larva di città, venne distrutta dai tremendi bombardamenti aerei. Ciò accadde il 17 febbraio, il 28 di febbraio ed anche il 13 maggio del 1943.
In queste stanzette dovete sapere, amici che ci state seguendo in TV, che vi erano delle persone che stavano in silenzio. Questo nel 1943. La stanza 1 vi è scritto P.A. Dir Fortezza, perché sulla nostra testa vi è una fortezza, è la fortezza di Sant'Ignazio, un forte sabaudo, risale al 1793, o meglio è stato realizzato prima del 1793 col tentativo dei francesi che cercarono di sbarcare bombardando Cagliari, ma nel 1943, stiamo parlando di 2 secoli dopo, nel sottosuolo di questa fortezza venne realizzato questo grande ambiente sotterraneo. A cosa serviva questa stanzetta? Beh, in questa stanzetta io appoggio per un attimo il mio zaino, proverò ad accederci e chiederò ad Alessandro uno sforzo maggiore, ti dovrò lasciare anche il mio faro, così simuliamo cosa accadeva qua. Vedete? In questo ambiente vi era una sedia, una persona stava seduta qua, qua vi era un tavolino, un ripiano, un telefono, una macchina da scrivere e venivano consegnati dei messaggi da una piccola, anzi minuta cassetta portalettere che vi mostrerò dopo. Qui leggiamo Ronchi Ambrogio da Novara, 20 gennaio 1942. Stiamo scoprendo degli elementi che risalgono alla Seconda Guerra Mondiale. Ci sono delle firme, 23 aprile 1944, Moro Tarcisio, Venice. Questo arrivava da Venezia. Qua vi era una lampadina e attraverso questa lampadina si poteva scrivere al buio, in silenzio, chiusi da questa porta, una porta di legno, guardate, rivestita, sì, di legno, ma piena di sughero. In questa porta vi è della polvere di sughero. Guardate quanto è spessa. Qua dentro è presente il sughero e qua c'è scritto Cagliari. E poi continuiamo il nostro viaggio. Qui qualcuno ha stipato un frigorifero, probabilmente persone che in modo anonimo hanno utilizzato per l'appunto questo sito. Qua leggiamo, signori, è in esclusiva CRN Villa Simius, armato con personale ridotto. I militari che stavano qua sotto della DICAT, della divisione italiana contraerea territoriale, a chi dovevano contattare, chiamare? Beh, ricevevano i messaggi dalle torrette contraeree, ex torri costiere, che avvistavano con i militari che stavano all'interno delle stesse gli aerei nemici. Qui dobbiamo stare attenti alla leptospirosi, ci sono degli escrementi di ratto ed anche di gechi. E qua vediamo 2 grandi batterie, guardate, grandissime, e sono delle batterie militari. Venivano per l'appunto utilizzati in caso di distacco della linea elettrica. Vedete, vi è anche scritto master, tipo, sicuramente ci sono anche delle date, ma facciamo ancora qualche passo in avanti. Vediamo dei vecchi giornali, perché questo luogo è divenuto nel tempo il deposito, l'ho detto prima, delle masserizie, degli oggetti di qualche inquilino di turno, di ex militari, che hanno continuato ad abitare il luogo sulla nostra testa, le vecchie case. Sul lato, nella parte alta, vediamo delle finestrelle che fungevano da non tanto lucernario, scusate ma porto via queste sedie distrutte, guardate qua, vedete, fungevano da passaggio d'aria collegato con una ventolina che aspirava l'aria da questo grande ambiente e poi la portava, vedete, in quel tubo là, su questo lato. Quel tubo che io indico con l'ombra del mio dito per l'appunto veniva utilizzato. E lì c'è ancora, vedete, appesa una cassettina con dell'oggettistica, degli oggetti che venivano usati dai militari in quella specie di piccolo banco di
di lavoro. Da qualche parte sicuramente sono anche presenti i telefoni, perché in questo luogo, ecco qua, ci facciamo spazio, mi è stato raccontato da un ex militare che ha scritto alla nostra redazione della presenza di vecchi telefoni di colore nero. E qua guardate, una grande stanza. Questa era una stanza che rappresentava il quartier generale in periodo bellico. C'è ancora il tavolo, un vecchissimo tavolo risalente a quel periodo, col vetro rotto. Sotto al tavolo vediamo per l'appunto degli oggetti, ci sono questi sedili di alcune autovetture che io continuo a dire, vedete, mangiate dai ratti. E qua facciamo qualche passo in avanti, vedete, oltre a questa tanica di benzina, anzi di cherosene, c'è scritto, vi è una cassettina per le lettere che dall'esterno venivano buttate qua dentro, e queste lettere venivano verosimilmente prese da una persona che per l'appunto doveva dare poi delle disposizioni. Questi sono fogli quasi certamente lasciati qui dai militari. Titoli giustificativi, reca la data del 1942, parla di piloti. Queste sono cose inedite, sono anche quasi certamente delle intercettazioni realizzate per l'appunto in ambito militare. Vedete, qua vi è una scritta: Marina Militare, nel rispetto della privacy. Scusate, nel rispetto della privacy dei militari, non tutto questo oggi vi possiamo mostrare. Siamo entrati in un ambiente top secret, e lì sì, quello che stai riprendendo tu, Alessandro, lo ha trovato l'occhio della nostra telecamera, è un vecchio, quel che resta di un vecchio, vedete, telefono. In questo caso, qua sopra ci stava la cornetta, vediamo sotto, guardate, è un vecchissimo telefono. E questi erano i telefoni, vedete, che venivano utilizzati dai militari, pesantissimo, in periodo, dicevo, bellico. Là vi è una cassa, una valigia, è una cassa grandissima, quasi quasi ci posso star comodamente dentro e potrei chiudermi all'interno della stessa, vedete, così, in tutta tranquillità. E dentro questa cassa ci sono dei documenti, stazione di avvistamento, direzione, vedete, documenti che meriterebbero per davvero di poter stare in degli archivi. Qua vi sono delle copertine, 1941, è tutto un mondo di silenzi sconosciuti ai più. Qui abbiamo delle valigie, qua ci sono delle scarpe da donna, cosa strana in una caserma militare, delle scarpe da donna. Svoltiamo sul lato sinistro, vediamo quel che resta del passaggio dei tubi dell'aria. Questi erano degli altri stanzini che magari non sono stati ultimati in tempo di guerra. Nel terreno c'è un po' di tutto, Ministero delle Finanze. Che roba è questa? È del maggio del 1960. Qui abbiamo un diploma, riconoscimento oltre 30 anni di fedele lavoro. Molto interessante anche questo. Repubblica Italiana, il ministro, è intitolato a una persona che si chiamava o si chiama Guido Leone. E qua c'è un qualcosa di strano, una porta con della carta che cercheremo di capire cosa ci potrebbe nascondere al suo interno. Vedete, chiusa, tira parecchia aria però, molta aria. E qui a sinistra guardate un altro stanzino con una bellissima porta di legno, ridotta leggermente meglio rispetto alle porte precedenti. Un altro grande bidone, Chero Bip Gas. Sapete che mi è stato, si è raccontato che durante i miei studi ho scoperto che un bidone di cherosene era sempre presente nelle caserme militari, associato ad un altro, o meglio accompagnato ad un grande bidone di latta, poiché molti documenti non venivano distrutti dal tagliacarte, ma venivano buttati dentro al bidone di latte e quindi incendiati e occultati, o meglio distrutti.
Qua c'è un buco nella parete e sul terreno vi è una... E qui è una cassaforte. Questa è una cassaforte che è stata sradicata dal muro. È pesantissima. Alessandro, io ti chiedo un attimo di darmi una mano per... si è unita ad un materasso. L'hanno fatta saltare per aria. Eccola qua. Fiam, Torino. Vedete, cassaforte chiusa. Hanno cercato con del ferro di romperla. Qua hanno fatto effetto scatoletta. E poi alla fine hanno... Posso per un attimo, scusa, col faro? Vedere se hanno... Aspetta. Sì, si sono portati via il contenuto senza troppi fronzoli. Qui si sono rubati tutti. Sono rubati tutto. Guarda, hanno distrutto la parete. Vi faccio notare una cosa per gli esperti di geologia. All'interno di questa parete scavata in roccia, vedete, questo è un fossile, è una conchiglia fossile. È una piccola nota di colore legata alla geologia e all'antichità di questo luogo, della memoria. La conchiglia fossile è questa, vedete? Perché è una roccia che risale a 30 milioni di anni fa. E poi è caduto anche il demone, potremmo così dire, dell'abbandono. In questo sito, e non soltanto sulla cosiddetta sella del diavolo, si dice che il male avrebbe creato uno status di grande incuria, l'incuria soprattutto dell'uomo che ha abbandonato nel secondo dopoguerra questa cavità sotterranea rivestita, potete osservare, con il cemento armato. In questa parete vedete dei veri e propri pilastri gettanti che avrebbero dovuto riparare i militari da un eventuale bombardamento, ed infatti in fondo queste doppie porte di ferro avrebbero dovuto bloccare l'onda d'urto e impedirne l'accesso. Vedete questa forma a zig-zag delle pareti e quindi dell'ingresso del sotterraneo? Era stata progettata, filosoficamente pensata proprio per impedire ai bombardieri di poter accedere in questo sito con la loro furia, con un eventuale mitragliamento o bombardamento. A sinistra noto con un certo stupore, vedete, sono presenti questi elementi che stavano all'interno delle cornette telefoniche, quindi prima di abbandonare il sito, quei telefoni che avete visto prima sono stati smontati forse in tutta furia e abbandonati alcuni dei loro elementi, alcuni dei loro componenti. E c'è poi un altro aspetto: molti dei materiali che vedete in questo luogo non sono soltanto militari, perché poi quando i militari hanno abbandonato questo sotterraneo, sullo stesso è caduta l'incuria del tempo e dell'uomo, e qualcuno ha approfittato di questa incuria per poter utilizzare il sotterraneo come deposito di oggetti, come deposito di masserizie. Chissà, per l'appunto, chi sarà stato. Un altro luogo paradisiaco, bellissimo, della Sardegna si chiama Capo Altano. Il nome ricorda altitudine, altezza, un luogo straordinario a breve distanza dal paese di Portoscuso. Alle vostre spalle un mare da sogno, un mare favoloso. Quale una grande cupola in cemento è avvicinata per un attimo. Questa grande cupola in cemento che è venuta giù non durante un bombardamento, ma abbondantemente dopo la prima e la seconda guerra mondiale. Guardate,
l'uomo ha utilizzato queste grandi pietre di colore rossastro per poter realizzare sulla falsariga delle torri spagnole, delle quali la Sardegna abbonda, un'altra torretta negli anni 30 del Novecento e poi successivamente. Infatti scopriremo quest'oggi una batteria contraerea e ancor prima antinave degli anni 30 riutilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale. E l'uomo anche in questo caso ha alterato in un certo senso l'equilibrio ambientale di questo luogo in onore di due guerre, la prima e la seconda guerra mondiale, sfruttando un paesaggio paradisiaco, come abbiamo appena detto, fatto di rocce che sono vecchie di 600 milioni di anni, sulle quali crescono delle piante particolari che volgarmente vengono denominate erbe grasse, che sfruttano finanche l'umidità notturna e la salsedine proveniente dal mare, un luogo che ospita le rocce più antiche d'Europa, che sono state però sfruttate per l'appunto dall'uomo per creare dei bunker, delle riservette, la stazione di un vecchio telemetro e molto altro ancora, il tutto davanti al mare. E lasciamo per un attimo il bellissimo paesaggio alle nostre spalle e cerchiamo di raggiungere, le vedete, le batterie contraeree antinave. Attenzione Alessandro, prego. Guarda, questo luogo è straordinario e guardate soprattutto voi amici che ci seguite da casa, qui vi era una piazzuola nella quale vedete per l'appunto ancora inchiodata nel terreno una sorta di corona, una corona con degli elementi metallici nei quali veniva posizionata l'artiglieria pesante che doveva far fuoco, sulle navi che arrivavano da questo mare meraviglioso. Guardate che panorama, un panorama bellissimo. E là sotto, a parte la sporcizia posizionata dall'uomo, vedete delle riservette militari, un luogo anch'esso abbandonato che andrebbe invece valorizzato perché fa parte della grande storia, seppure drammatica, d'Italia e dunque della Seconda Guerra Mondiale, che quest'oggi ci porterà ancora più giù, a discendere dei gradini per entrare anche nei bunker sotterranei davanti a questo mare da favola. Corriamo! È presente una vera e propria spaccatura, viene chiamata una diaclasi, un'apertura nella roccia che ha diviso in due non soltanto il basamento roccioso, ma soprattutto la batteria contraerea costruita su questo zoccolo di medesima roccia di colore roseo molto scuro. E guardate, qua vi è all'interno di questa spaccatura magari la possibilità di tentare una esplorazione in questo sito. E cosa dite? Proviamo ad accedere in questo luogo della storia e della memoria. Proviamo ad accedere in questo sito. Intanto in libera devo prestare molta attenzione. E proviamo a buttar giù una pietruzza. Quest'ambiente va sotto forse per una trentina di metri e senza attrezzatura, senza corde, è veramente difficile. Avete visto? Anzi, non l'avete ancora potuta osservare, là sotto ho trovato cosa? Un pezzo di proiettile esploso da una pistola o da un fucile mitragliatore. Questa è l'ogiva di un proiettile, quindi la punta del proiettile che ha colpito qualche altro elemento, penso di pietra o di metallo, e si è
accartocciato, ovalizzato maggiormente. Lo rilasciamo ovviamente su questo terreno all'interno della spaccatura della Diaclasi per dirvi che i militari hanno esploso anche parecchi colpi di fucile. Mamma mia, è proprio il caso di dirlo, ma guardate che meraviglioso prato pieno di fiori dai tanti colori, giallo, rosa, rossiccio, ai quali alterneremo adesso l'oscurità delle viscere della terra. Guardate qua, cos'è presente. Una scalinata alquanto stretta, con una cascata verde e di colore rosa. Tutto sta cadendo giù, tanti pezzi di pietre che dal cemento stanno cedendo. Infatti, guardate, tutti gli elementi di ferro che sono cascati giù. E poi pensate cosa ha realizzato l'uomo. Questo vero e proprio contrafforte in cemento che è caduto giù e si è appena posizionato su delle pietre, vedete? Basterebbe dare un colpo e staccarla che questo mi schiaccerebbe le mani. Ma in fondo la linea di tiro realizzata dall'uomo era tale, infatti inchinatevi un poco con me, da poter consentire il rimbalzo dei proiettili tra la volta di questa batteria antinave contraerea e le rocce che vedete là in fondo. E questo elemento di ferro che vedete qui, alcuni dicono che qua era stato posizionato un cosiddetto telemetro, altri dicono che in questo punto sono stati invece esplosi dei colpi di fucile mitragliatore quando sono passati gli aerei nemici. Infatti sulla facciata di questa costruzione militare sono presenti dei fori di proiettile. Ma ritorniamo per un attimo sui nostri passi e riguardiamo la storia per un attimo. Un ambiente coperto da una volta, da una cupola, un ambiente cupolato che avrebbe dovuto sorreggere l'eventuale peso delle bombe laddove in periodo bellico sarebbero state sganciate dal cielo. Già, ma questa costruzione con questi ferri così instabili avrebbe secondo voi potuto reggere l'urto di una Daisy Cutter, di una margherita tagliatrice, una bomba particolarissima che esplodendo liberava a raggiera delle schegge? Probabilmente no, e neppure il peso di una cosiddetta blockbuster. Ecco perché sotto ai miei piedi, dove non rimbomba nulla, vi è un cupolone in cemento che ci condurrà giù, forse fino al mare, sicuramente fino al cuore della storia della Seconda Guerra Mondiale e dei suoi famigerati proiettili. E lasciata la scalinata che conduce alle stelle, andremo nelle stalle, vale a dire lasciata la scalinata con quel grande cupolone sulla parte alta del mare di Capo Altano, entriamo in questa torretta. Vedete un muro spartano realizzato con dei mattoni di colore rosso, successivo al periodo della Prima Guerra Mondiale. Durante la Seconda Guerra, vedete, questo ambiente è stato rinforzato dalla mano dell'uomo per realizzare cosa? Delle bocche da fuoco, vedete, in più punti, per osservare e all'occorrenza far fuoco su eventuali nemici. Qua sono presenti degli elementi metallici, per alcuni venivano utilizzati per poter mettere dei portelloni, ma io non ci credo, perché un ex militare che si è rifugiato qui mi ha detto che qua, in questo punto, venivano legate da qui a qui delle amache, ed anche in questo caso da qui a qui un'altra amaca, ed in un modo così incrociato. E poi le scritte che insomma sono poco edificanti per la storia, persone che hanno pasticciato questi luoghi. Già, ma
io non ho ancora trovato l'accesso al mondo sotterraneo, è anche per questo motivo che ci troviamo in questo punto oggi. Dall'elicriso profumatissimo al timo, per poi passare al ginepro secolare che vedete in queste immagini, e in lontananza la torretta realizzata durante la guerra. E poi, mentre io adesso mi recupero un bel faro, la nostra guida, il nostro compagno di avventura, la nostra fonte di luce che squarcia le tenebre, e abbiamo trovato un varco ad accesso al sottosuolo. A destra e a sinistra degli elementi metallici, un portellone di chiusura di questo sito che, guardate, in alto è stato aperto fortemente e richiuso più volte perché ci sono le guide, i segni della ruggine, e forse già questo vecchio, questa vera e propria chiusura e serratura è stata poi portata via dall'uomo. L'uomo si è portato via anche questo elemento, ha privato la storia e questo sito del vecchio portone d'accesso al sottosuolo. Tipico angolo retto per poter reggere in caso di bombardamento le schegge taglienti, guardate, da quell'ingresso che però va giù per almeno 5 metri nel sottosuolo, e quindi le schegge si sarebbero infranti in questo punto, ma non sarebbero entrate nel regno delle tenebre usate dai militari. Cosa abbiamo qui? Abbiamo un ambiente un poco strano, numerato. I numeri sono quelli realizzati dai militari. Numero 4. Numeri sopra quello che era un vecchio armadietto militare. Più che un armadietto, guardate, sembra quasi una immensa libreria che aveva i libri della morte, vale a dire i proiettili posizionati in questi veri e propri armadi a muro, vedete, attorno ai quali io potrei passare. Già. Prova! Il riverbero della mia voce rimbalza ma si blocca subito. Prova! Perché? Perché in caso di bombardamento, grazie a questa intercapedine realizzata tra la parete dell'ambiente sotterraneo e il vano interno, e vale a dire il luogo che accoglieva i proiettili, in caso di bombardamento un eventuale scossone non avrebbe fatto cadere giù i medesimi proiettili, e quindi questo era un ambiente sicuro ed in un certo senso antisismico, anche se bisognava certamente cimentarsi con la guerra, e solo in caso di bombardamento i militari avrebbero compreso se questo stratagemma di creare uno spazio vuoto tra l'armadio e la parete di roccia avrebbe funzionato. Io continuo con l'esplorazione. E infatti un cunicolo, guardate, che gira tutt'attorno a questo grande ambiente che presentava a destra e a sinistra questa sorta di grande armadio per ospitare i proiettili, ed era stato sopraelevato rispetto al piano di calpestio per poter proteggere i proiettili, a loro volta posizionati in delle grandi casse, dall'acqua, dall'umidità, dalle intemperie che abbondano in questo luogo. Infatti qua sotto fa parecchio fresco. Alle vostre spalle un altro cunicolo a zig-zag che, vedete, fuoriesce verso l'esterno, dove scopriamo oggi che dei maleducati, per usare un eufemismo, hanno buttato dentro dei sacchi di spazzatura, delle reti da pesca che già fanno grandi danni in mare e fanno danni anche nell'ambiente. È un andazzo che non va bene, che denunceremo sicuramente al corpo forestale. Insomma, da un deposito di proiettili questo luogo è diventato un deposito di schifezze. Lo so,
lo so quel che starete pensando, è un paesaggio bellissimo, surreale, a tratti anche lunare, una sorta di luogo nel quale ci sono tanti crateri, le cavità sotterranee, attorno ai quali il colore bellissimo di madre natura, dei suoi fiori, e proseguiremo prossimamente le nostre esplorazioni. Tra i luoghi più belli, più suggestivi della grande storia della Seconda Guerra Mondiale in Italia esiste in Sardegna il sito detto de Is Mortorius. Il suo nome ci riporta indietro nei millenni passati. Mortu, mortorio, è il luogo silenzioso della quiete, dei defunti. Ismottusu, ismortusu, per i sardi erano per l'appunto i morti, i cadaveri, coloro che non potevano più parlare. Già magari le anime o gli spiriti di questi morti potevano in qualche modo entrare in contatto con la vita degli uomini. Questo secondo alcuni studiosi, un archeologo ad esempio, il Papa dei Sardi, il grande archeologo Giovanni Lilliu, lo scopritore della reggia nuragica di Barumini, che racconta di come per gli antichi nuragici, che nel 1500 a.C. realizzarono le torri ciclopiche, quindi nuraghi, ebbene queste popolazioni adoravano la potenza animica, l'anima, l'essenza delle rocce, quindi delle pietre, degli alberi, insomma di tutto quel che circondava gli uomini del passato. Già, ma perché vi parlo della Sardegna nuragica? Perché in questo luogo, detto Is Mortorius, era presente un antico nuraghe, il nuraghe Diana. Il nome ricorda una divinità, ma secondo i sardi ricorderebbe una Giana, un'antica fatta benefica, una cosiddetta Giana o Isgianas. Erano delle donnine minute, alate, che intessevano su dei telai d'oro, dei bellissimi abiti, dei bellissimi indumenti. Il nuraghe Diana però, durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato in parte trasformato in una torretta elevata che doveva dominare, controllare tutto il territorio circostante, perché era stato requisito dai militari e divenne la grande batteria intitolata a Carlo Faldi.
indizi più elevati della zona de Is Mortorius è presente questa costruzione realizzata con l'impiego, come tante altre, del cemento armato, ma la sua peculiarità è legata a queste bocche da fuoco, a queste grandi aperture che un tentativo di valorizzazione ha cercato di preservare, purtroppo invano, perché i vandali anche in questo punto hanno fatto le proprie scorribande, ma è sul pavimento di questa batteria antinave contraerea che è presente quello che parrebbe un pilastro dal quale sono stati asportati degli elementi di ferro che consentivano il blocco del cannone che avrebbe fatto fuoco durante la seconda guerra mondiale sui nemici. Non abbiamo tanti documenti su questo sito, ma prima o poi anche questi documenti potranno essere riportati alla luce. Ma cerchiamo di raggiungere la vetta della storia e di superare il tetto, la copertura di questo fortilizio del periodo bellico. E siamo saliti sul tetto di una delle tante costruzioni della seconda guerra mondiale realizzata nella zona detta de Is Mortorius. Alle mie spalle, sul lato sinistro, si intravedono tutta una serie di costruzioni. Erano le case dei Tonnaroti, le strutture ausiliarie ad una antichissima tonnara, e pensate, quella tonnara è stata poi requisita dai militari per poter trasformare la stessa in un avamposto militare che avrebbe poi accolto nel periodo della seconda guerra mondiale oltre 100 militari. E come qualsiasi fortificazione formidabile, anche questa è stata dotata di passaggi segreti. Un odore acre, insopportabile, aria irrespirabile, perché vedete, da poco è stato appiccato il fuoco a questo sito che profuma di diossina. Questi armadi a muro venivano utilizzati per posizionare gli armamenti bellici, ma io devo uscire perché l'odore è di un acre irrespirabile, ripeto. Mentre qui vedete un lungo cunicolo che presenta alle sue pareti degli altri armadietti realizzati per poter ospitare gli armamenti bellici, dunque i proiettili, in questo caso delle lampade schermate che potessero comunque in qualche modo indicare, vedete, luce, ciascuna luce illuminava una riservetta, anche in questo caso vedete una luce che avrebbe illuminato questa riservetta ed un'altra in questo punto che avrebbe illuminato questo vano misterioso. Qui si parla di un cunicolo che sarebbe stato murato non appena cessò la seconda guerra mondiale, perché è pieno di elementi bellici della seconda guerra mondiale. Naturalmente abbiamo fatto degli studi approfonditi con degli strumenti che non hanno però rilevato la presenza di questo ferro, di questo metallo, degli armamenti bellici fantomatici a questo punto. In questa grande stanza presente in alto un pozzo ascendente che era stato dotato di un montacarichi laterale che avrebbe portato in alto, quindi montato i carichi nella torretta contraerea e antinave che è situata sulla nostra testa. Ma riprendiamo il nostro tragitto procedendo a ritroso in questo passaggio della storia è fisicamente nascosto nel sottosuolo di Quartu, nell'area detta de Is Mortorius. E in questo punto
Intanto cosa abbiamo incontrato? Beh, guardate, abbiamo incontrato un lucernaio scavato nella roccia che consentiva alla luce durante le ore del giorno di accedere nei passaggi segreti dei militari, ma durante la notte chi si sarebbe mosso all'esterno avrebbe corso il rischio di cascare nel sottosuolo e di sfracellarsi tra una parete e l'altra di roccia scavata quindi dagli uomini del passato e dunque dai militari. In questo punto troviamo un altro ambiente scavato nella roccia ma più pulito rispetto a quello visto in precedenza. Infatti si nota in lontananza, vedete, un armadio dove certo qualche buon tempone ha abbandonato delle cartacee, ma al di là di queste per fortuna non è stato appiccato il fuoco a questo sito della memoria. Questa era una riservetta, al suo interno venivano posizionati i proiettili caricati da delle apposite navi e da dei mezzi anfibi, e poi questi proiettili, una volta lasciati in questo sito, venivano portati all'occorrenza nelle batterie contraeree, il tutto utilizzando un altro passaggio segreto che vi faremo scoprire in esclusiva. Eccolo. Vedete, un passaggio segreto che era stato dotato di canala per far defluire le acque piovane, di impianto luce. A destra e a sinistra sono sempre presenti loro, i cosiddetti armadietti, e poi in questo punto in alto un altro pozzo dotato di montacarichi che avrebbe dunque portato in alto gli armamenti bellici utilizzati per far fuoco sugli aerei nemici o sulle navi nemiche giunte sulle onde o tra le onde del mare in questo luogo della memoria. Alle vostre spalle c'è un qualcosa di particolare, vedete uno stanzino nel quale nascosto stava un milite, quindi un soldato armato che all'occorrenza avrebbe fermato chi sarebbe eventualmente entrato in questo sito nel tentativo di porlo sotto assedio. Ebbene, si è fatta oramai sera, il sole sta per tramontare alle spalle dei crinali dei monti e da questo luogo è più o meno tutto. Più o meno perché tante altre storie le scopriremo nel corso delle nostre inchieste, nel corso delle nostre esplorazioni. Grazie per avermi seguito e guardate che meraviglia del creato.